Radio Giostra Aleph Rock Radio 131, che vi parla è Billy Rock e stiamo trasmettendo in diretta la ricetta del giorno. Oggi vi parlerò, come avete visto anche dalla foto di presentazione, delle cotolette irlandesi al lampone, accompagnata dalla paprika, da delle foglie di alloro e della noce moscata. Allora, come si svolge questa ricetta? Prima di tutto si prende una fetta, cioè una cotoletta d'agnello, il cui contenuto di fosforo è abbastanza basso, ma anche di potassio non supera i 200, e il lampone ha pochissime percentuali di fosforo, ma anche di potassio, quindi è una ricetta che va bene per un paziente nefropatico. Praticamente come si svolge questa ricetta? Da una parte si fa rosolare con del burro e dell'olio la cotoletta di agnello irlandese e poi si fiammeggia con un po' di malvasia o di vernaccia o di un vino secco con le bollicine, dipende dai gusti. Se uno vuole averlo un po' dolciastro ci mette la malvasia, se lo vuole invece aspro, un po' forte, usiamo la vernaccia. Se invece vogliamo dare un tocco di leggerezza, useremo dello spumantino con le bollicine. E per quanto riguarda la salsa dei lamponi, abbiamo utilizzato 2 cucchiaini di miele al posto dello zucchero. Poi abbiamo inserito un goccio d'acqua, dell'aceto balsamico, io uso l'aceto con champagne, e abbiamo messo anche i lamponi, li abbiamo fatti cucinare in modo da farli sciogliere per circa una decina di minuti e dopo passati col frullatore e successivamente colati con un colino. E questo prodotto finale viene presentato su un piatto bianco e bisogna ammirare il contrasto della carne irlandese con questo rosso fuoco, rosso fiamma del lampone. Veramente una ricetta colorata e artigianale. E vi ricordo che siamo sempre all'ascolto di Radio Giostra, Radio Aleph Rock 131, e questa è la ricetta del giorno.